L'ultimo arrivo è di una delegazione dalla Cina che rappresenta oltre 500 milioni di potenziali turisti alla scoperta di Treviso e dalla Marca. Tour operator che stanno abbinando Venezia al territorio trevigiano, promuovendo oltre alla storia della Serenissima l'offerta enogastronomica sempre più apprezzata da tutto il mondo. Del resto la Marca è sempre più terra del prosecco, ad oggi l'ambasciatore più efficace soprattutto nel nord Europa. E non a caso gli ultimi dati sulla ricezione e presenza straniera in Veneto danno Treviso e Vicenza in costante crescita rispetto alle altre province. E tra i turisti lievita quello dal nord, in sella alla bicicletta. Ecco perché la regione punta ad incentivare le due ruote. Noi stiamo puntando molto sul cicloturismo, stiamo puntando molto sul turismo lento e green, verde sul territorio, creando nuovi prodotti turistici. Sono soprattutto i tedeschi ad utilizzare la bicicletta per questa forma di turismo lento che ora nella Marca può contare su una nuova tratta totalmente attrezzata. Ad oggi sarà possibile, per esempio, da Treviso arrivare direttamente a Jesolo, quindi 52 km di pista attrezzata, segnalata, lungo l'ansa del Sile e quindi con scorci stupendi che saranno a beneficio degli abitanti, dei cittadini, dei vari paesi tra cui Treviso, ma soprattutto dei turisti che stanno arrivando sempre più in massa nella nostra città.